Piccolo gesto, un grande dono qui al centro commerciale Lions Club oggi con l'iniziativa di donare un paio di occhiali usati, una iniziativa importante non solo per il Lions Club Agrigento ma anche per i suoi beneficiari. Sì, donare occhiali usati significa fare un gesto importante per aiutare persone che in tante parti del mondo non possono permettersi di comprare un paio di occhiali e noi siamo qui per dimostrare che con la solita solidarietà e con la solita generosità possiamo fare qualcosa di pratico. Gli occhiali poi vengono inviati ad un centro che li sanifica e li rismista e li fa arrivare in tutte le parti del mondo e questa è la grande forza dei Lions, partire dalla nostra periferia, da un pezzo del sud d'Italia e fare arrivare un gesto importante in tutte le parti del mondo. Sono contento come Presidente del Lions Club Valle dei Templi di poter aprire questa campagna che si concluderà alla fine dell'anno sociale. Ringrazio tantissimo il direttore del centro commerciale Valle dei Templi che ci ha permesso attraverso questo corner di poter incontrare tante persone e di sensibilizzarle su questo tema. Le scatole verranno anche donate ad alcuni centri ottici, per chi lo vuole insomma può anche donarli oltre questo momento. Devo dire che è stato molto bello perché appena si è diffusa la notizia che noi apriamo la campagna tantissime persone ci hanno contattato, ci sono tantissime persone che vogliono donare gli occhiali e che hanno capito qual è il senso dell'iniziativa, quindi cercheremo di diffonderlo a macchia d'olio dappertutto e cercheremo anche di ottenere un numero di occhiali quantitativamente importante. Un'iniziativa importante che il Lions Club si affranca, quella di raccogliere gli occhiali usati. Oggi lei è presente qui presso lo stand del Lions Club Agrigento Valle dei Templi al centro commerciale. Certo, questo è un service, uno di quelli proprio importantissimi, che non altro perché vanno oltre il confine del territorio, perché in effetti non si può limitare l'azione dei Lions solo nel territorio, per essere completa deve andare anche oltre e cercare di tenere sempre presente quella che è il Lions Club International, la nostra fondazione, perché tramite le fondazioni che noi raggiungiamo le persone in tutte le parti del mondo e ovunque noi andiamo incontriamo bambini che hanno bisogno di occhiali o anziani che hanno fame o semplicemente anche bisogno di affetto. Ovunque andiamo troviamo questi amici, questo è l'orgoglio che ci unisce, che ci fa stare tutti insieme e che ci ha resi leader mondiali nel servizio umanitario. Quanto è importante questa iniziativa? Questa iniziativa è importante perché riguarda la vista e la donazione degli occhiali usati e oggi il club Agrigento Valle dei Templi è sceso in campo e ci si ritrova al centro commerciale Città dei Templi che collabora con questo club per sponsorizzare e per organizzarsi per la raccolta degli occhiali usati che saranno poi mandati a Chivasso, spediti dal presidente a Chivasso e saranno ripuliti, selezionati, riposizionati e ridistribuiti. Sicuramente il presidente ha pensato in questa attività, in questo servizio ad una comunità molto più lontana che può averne bisogno, ma non sempre è così perché spesso il grido di aiuto arriva anche dalle nostre comunità e quindi Chivasso ha funzionato nel tempo anche le nostre comunità.